Il Veneto si conferma una regione sempre più strategica non solo per la produzione cinematografica come un set a cielo aperto, ma anche per la formazione delle maestranze che lavorano nel mondo del cinema. Lo ha detto l'assessore veneto alla cultura e allo sport Cristiano Corazzari a Venezia a margine da un incontro, plaudendo al ruolo sempre più autorevole della Film Commission del Veneto, anche nella raccolta di fondi europei. Anche quest'anno la Regione del Veneto sarà presente alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, un momento significativo ed importante per noi perché il Veneto investe fortemente nel settore delle produzioni cinematografiche attraverso la propria Film Commission, attraverso dei fondi europei dedicati proprio a chi viene a produrre e realizzare produzioni in Veneto. Il Veneto è un set ideale grazie alla varietà dei paesaggi, dei panorami offerti dal nostro territorio unico al mondo, ma anche e soprattutto grazie alle nostre città d'arte e alle tante comunità che sono diffuse su tutto il territorio che possono offrire il set ideale per realizzare produzioni. A questo aggiungiamo una professionalità sempre crescente e la volontà di formare poi tutte quelle maestranze che sono necessarie e importanti affinché nel nostro territorio vi siano tutte le condizioni ideali per venire a realizzare produzioni cinematografiche. Dalla cultura allo sport il prossimo sarà un anno molto importante. Il 2024 sarà un anno importante, abbiamo avuto un riconoscimento da Access Europe quale regione europea dello sport. Per noi è uno stimolo significativo per investire ancora di più nell'impiantistica sportiva, nelle associazioni sportive, ma ben consapevoli che lo sport è un motore di crescita culturale e educativa dei nostri giovani e anche un motore di sviluppo e di economia per ciò che promuove in termini di indotto. Il nostro territorio veneto potrà poi essere sede di tante manifestazioni ed eventi sportivi a livello internazionale e questo sarà una promozione straordinaria.